seguire se dal suo percorso non si imparano dalle errori. Storia siamo, storia vivremo. Chi con noi leggerà domani le nostre umili tracce? Io, Forte Marghera, racconterò la mia storia. È così difficile rispettare la natura. Ciò che essa offre costruisce attorno al nostro percorso fragile. Cosa saremo noi senza la natura? Snaturata dall'uomo avido solo di cupidigia e denaro. Respirerai un cielo di nylon. Poserai lo sguardo su erba di plastica e spray. Guarda, sono il paesaggio. Nel paese del tempo fermo, l'inganno del sole che nel guardarmi accende il cielo di zeffiri antichi. Non trasmutarmi in ciò che non vorrei vedere, un vecchio spoglio dei suoi abiti più belli, ingrigiti da colori cementificati. Se non sapete voi, sì voi, cos'è il degrado, guardatemi ora. Un forte debole, indebolito dall'abbandono, con le vesti strappate logore come un mendico nel mio terreno, stinto di verde bruciato, al rogo dell'indifferenza che così mi vuole. Allo specchio dell'acqua di laguna volgo il mio sguardo, intingo appena la mano erbosa, appena tesa sulla sponda. Oh, così abbandonato all'incurie, pericolo del mio stato e tristezza dell'orfano che io sono divenuto. Ora. Io, Forte Marghera, sono e sono stato. Vorrei continuare ad essere. Unico, me stesso in questo nuovo tempo, senza orpelli. Un metodo semplice di chi mi circonda d'affetto, conosce la mia indole libera e segue come la via più semplice per salvarmi dal nero infero. Una procedura per ottenere uno scopo che sia quello che mi permetta di restare vivo. OST, Open Space Technology. Un gruppo di lavoro si è creato per me. Li volevo tutti forti e vincenti come me. Forte che espugna il nemico. Progetti nascono da proposte. Mutano in precisi impegni presi. Il fine, che non è la fine, è arrivare a sentirmi parte di chi mi ha lasciato l'eredità della terra e del profumo dell'erba. Buonasera a tutti. A nome del gruppo di lavoro per Forte Marghera Stella d'Acqua e mio personale un caloroso e cordiale benvenuto a questa serata. È il momento e credo sia opportuno nello stesso tempo ringraziare il palco e il suo gestore che così gentilmente ci ospitano e ci danno la possibilità di condividere alcune idee e alcune proposte che successivamente andremo a vedere sull'argomento, così come ringraziamo Vincenzo Conte, presidente della municipalità Mestre Centro Carpenedo, che ci ha concesso il patrocinio. I temi trattati saranno temi, mi auguro, di interesse comune
e sicuramente con una grande opportunità di approfondimento, per rendere anche un po' meno oneroso i contenuti di quanto andremo a condividere e discutere. Abbiamo pensato di intervallare e di utilizzare uno strumento quale la musica anche per facilitare la conoscenza di temi forse da alcuni già dibattuti ma da altri forse nuovi. Chiedo quindi al nostro artista Sergio Renier di iniziare con un pezzo musicale la serata. Un applauso, grazie. Si usa così. Quindi io, aspetta, vediamo se sente la chitarra, com'è? Si sente fuori? Cioè, è vero? Poco. Cioè, si sente poco? Vai acustico, Si sente tutto. Luca, tu che sei il tecnico, va bene così? Più o meno come prima, alza un po' qua. Ah, sono al minimo, è per quello. It's better. Abbassa un po' la chitarra. Sì. Ok, quindi io adesso suonerò Emergenza Ambientale e mi riservo di dire dopo anch'io una mia idea, magari qualcosa insomma sulla partecipazione per Forte Marghera. Intanto Emergenza Ambientale. Facciamoci forza in questi periodi. Sono cresciuto a Marghera, cullato dai fumi di una ciminiera. Giuro non è stato poi così male, giravo di tutto a ritmo industriale. Facevo il ponte della libertà, quando ancora sul 6 si poteva fumare. Davanti a me le due grandi realtà si rivelavano in maniera brutale. Quello che pensi di questa situazione che non ha precedenti. Dimmi se davvero a te sembra normale finire sott'acqua per un temporale. Spiegami perché tombano i fossi, spiegami perché se li hanno messi i nostri vecchi. Io non riesco a darmi nessun'altra spiegazione, per qualcuno l'emergenza è un'occasione. Qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare. Veneto, bisogna reagire, non si può più stare solo a guardare. Alza la testa senza paura, questa canzone è per madre natura e arriva dopo l'ennesima sciagura. La terra è la forza della nostra cultura, fatta di contraddizioni infinite, laboratorio di cause perdute, ma qui Bortolozzo ha riscritto la storia, dobbiamo a lui quella grande vittoria. Qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare. Veneto, nessuna voce più forte di quella del cuore. Scendo giù in strada vestito da matto, non so da dove vengo e guarda come sta andando. L'Italia sta affondando e qui non va di certo meglio. Capannoni dappertutto, un mare di cemento. La crisi non si ferma, la crisi è un'invenzione. Ci vuole nuova linfa, non c'è altra soluzione. Siamo circondati dalla speculazione. Sei pronto per una sana ribellione? La Valsugana. Tessera City emergenza ambientale, Verdon City emergenza ambientale, Veneti City emergenza ambientale, la Orte Mestre emergenza ambientale, la Pedemontana emergenza ambientale, la Tavin Gronda Lagunare emergenza ambientale. E qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare. Veneto, riesci a sentire, siamo in piena emergenza ambientale. Qui non c'è niente da dire, là non c'è niente da fare. Veneto, riesci a capire l'importante è partecipare. Grazie.
Il motivo dell'incontro di questa sera, credo sia opportuno condividerlo e specificare. L'obiettivo del gruppo è quello di nuovamente, anche in considerazione di cambiamenti che sono avvenuti nel corso degli ultimi mesi, di porre l'attenzione nuovamente alla nuova amministrazione comunale, così come alla cittadinanza, sulla situazione del Forte Marghera. Certamente un manufatto dell'Ottocento più importante della nostra terraferma e certamente un bene comune, come voi tutti sapete o certamente saprete. Il forte è stato acquistato dal Comune di Venezia agli inizi degli anni 2000 e in quanto tale lo consideriamo tutto nostro, no? di nostra competenza. Il gruppo di lavoro per Forte Marghera Stella d'Acqua si è costituito ad autunno del 2011 con l'obiettivo specifico e preciso di definire in un processo di condivisione partecipata con tutta la società civile, sostanzialmente, le linee guida di utilizzo di Forte Marghera. È stato costituito da associazioni e da cittadini, da semplici cittadini, tutti assolutamente non interessati economicamente né allora né oggi, e quindi né al momento né poi all'attività presente o al Forte Marghera, che appunto hanno ritenuto più che interessante e opportuno valutare e condividere, come dicevo prima, in un processo allargato di partecipazione, di identificazione e la definizione di alcune linee guida sull'utilizzo e sullo sviluppo che poteva assumere il sito del Forte Marghera. All'epoca si è avviato il processo con una serie di incontri e con la cittadinanza al fine di garantire il trasferimento dell'informazione e la condivisione delle stesse. È stato deciso dal gruppo stesso di organizzare un momento di aggregazione di brainstorming secondo una metodologia scientifica e rigorosamente definita, ormai recentemente nel corso degli ultimi 20 anni acquisita in più esperienze a livello internazionale, la metodologia dell'Open Space Technologies, metodologia che permette, pur in presenza di idee anche alternative e diverse, una sintesi delle stesse secondo procedure e secondo metodologie definite e rigorose, al fine di garantire poi una loro razionalizzazione ed una loro di fatto sintesi e costituzione in un documento finale. L'Open Space Technology è stato tenuto all'inizio del 2012 con una partecipazione direi estremamente rilevante. Oltre 500 persone hanno preso parte a questo evento che si è tenuto a Mestre presso il liceo classico Franchetti. La rilevanza e la ricchezza del dibattito che si è tenuto in quell'occasione ha garantito la costituzione di una serie di idee in una costituzione e la realizzazione, quindi anche la sua pratica di fatto collettazione in un documento finale che sostanzialmente nella stragrande maggioranza dei casi aveva come massimo comune denominatore da una parte la richiesta di una completa e generale fruibilità da parte della collettività di Forte Marghera e la garanzia che non venissero in esso messe
non venissero realizzati degli interventi che inficiassero sia le zone a verde che le zone edificate. Dopo questo momento di incontro generale, di realizzazione e di identificazione di queste proposte, il gruppo ha garantito e ha realizzato un testo, linee guida partecipate per la gestione del forte e condivise per il futuro del Forte Marghera, che è stato presentato a tutta la cittadinanza all'inizio di marzo del 2012 e poi è stato presentato anche alle autorità istituzionali e all'amministrazione comunale, con la speranza iniziale almeno di poter con questa organizzazione intavolare un dialettico rapporto di scambio e di discussione. Sarà perché probabilmente la vecchia amministrazione comunale aveva o era, diciamo così, interessata o quantomeno occupata su altri piani, come abbiamo poi visto recentemente, ma di fatto sostanzialmente le proposte e le attività che il gruppo aveva realizzato, ha cercato di mettere in moto, si sono dimostrate assolutamente prive di qualsiasi risposta e non hanno ricevuto sostanzialmente a tutt'oggi alcun significativo feedback o ritorno. Proprio per questo abbiamo ritenuto opportuno, oggi che è cambiata la giunta comunale, che quindi il contesto anche politico è oggettivamente diverso, riproporre questo tema, perché noi non demordiamo e quindi siamo convinti e vogliamo a tutti i costi garantire un intervento che possa aiutarci a dare un futuro diverso al Forte Marghera. Abbiamo riproposto questo incontro pubblico. Questo incontro pubblico abbiamo invitato 5 relatori. Questi relatori, che chiedo cortesemente se possono raggiungermi sul palco, a cui poi cederò la parola, provengono o da esperienze condivise con il gruppo, per cui questi hanno partecipato alle attività a cui prima facevo riferimento, altri provengono da esperienze diversificate, ma in ogni caso hanno maturato una profonda, allargata e significativa esperienza sui temi che saranno oggetto della nostra discussione, che sono stati oggetto e saranno oggetto del contenuto dell'incontro. Altri rappresentano associazioni che con il Forte hanno o possono avere delle interazioni estremamente importanti e significative. Chiedo ai relatori di cortesemente rispettare i tempi che però hanno e che sono stati a loro concessi nella presentazione delle loro relazioni. Abbiamo un limite non facilmente superabile e quindi scusatemi se eventualmente darò segni di impazienza nel momento in cui dovreste superare i termini a voi concessi. Presento il primo relatore, Alessandro Marin, architetto, dottorato di ricerca in pianificazione territoriale e sviluppo locale, ricercatrice confermata in urbanistica presso il Dipartimento di Ingegneria ed Architettura dell'Università di Trieste. Segue ed insegna nei corsi di progettazione del territorio e piani e programmi per la rigenerazione urbana. Il titolo della sua presentazione odierna è il Forte Marghera in rapporto alla città metropolitana. Buonasera a tutti.
Dunque, abbiamo tempi stretti, per cui non avremo molto tempo per descrivere bene tutto il percorso che è stato fatto. Il compito che a me è toccato stasera di rimettere in relazione quello che abbiamo fatto dal settembre 2011 fino al 2014 in realtà, con quello che si potrebbe fare d'ora in poi. Partirò dal 13 giugno 2008, giorno in cui la Giunta Comunale, con una delibera, approvava concessione in uso non esclusivo di Forte Marghera a Marco Polo System GEIE, specificando che tale affidamento ha durata fino all'avvenuta individuazione con bando di gara dei soggetti interessati a concessioni d'uso dell'ex compendio militare. Abbiamo già sentito nell'intervento introduttivo che Forte Marghera è stato acquistato con denaro pubblico all'inizio degli anni 2000, nello specifico con 10 milioni di euro. Il compendio totale di tutte le fortificazioni appartenenti a quello che vedremo anche poi, che si chiama Campo Trincerato di Mestre, un sistema di forti, polveriere e altre attrezzature costruito tra la metà dell'Ottocento e i primi del Novecento, è stato acquisito più o meno nello stesso periodo per in totale 20 milioni di euro. Diciamo il 50% del valore sta su Forte Marghera. Quella delibera del 2008 dava a Marco Polo System GEIE l'incarico di pensare al forte, e l'incarico di pensare al forte secondo una modalità che era stata definita più di 10 anni prima da un progetto, il progetto per il Parco di San Giuliano, che vedeva nel Forte Marghera il cuore del parco e nella definizione dei suoi usi e delle modalità di rigenerazione del patrimonio contenuto al suo interno, patrimonio architettonico, storico, memoriale e soprattutto ambientale, lo vedeva come un processo che doveva essere sviluppato soltanto attraverso la partecipazione. Questo documento nel 1996, assieme al progetto che vediamo alle mie spalle, che era il progetto di Antonio Di Mambro, venne approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Venezia. Proprio da questo percorso partecipativo che Marco Polo System ha instaurato nel 2011, ma instaurato con un'unica finalità, quella dell'informazione, non la partecipazione vera e propria, ma l'informazione su quelli che erano le intenzioni dei soggetti che stavano gestendo il forte per il futuro del forte. È nato il gruppo di lavoro che ha deciso, si dice progettazione dal basso quando si parla di progettazione partecipata, e quindi ha deciso di essere la base dalla quale partiva, la base di cittadini. Anch'io sono una cittadina, lavoro a Trieste però abito a Marghera, quindi risiedo qui, cittadini che volevano dare le loro competenze, le loro conoscenze, ma anche semplicemente il loro tempo, la loro passione, il loro desiderio di essere presenti in un percorso condiviso di costruzione delle idee al forte. Ho parlato prima del campo trincerato e vi faccio vedere con questa immagine quanto sia ampio, quanto sia complesso. Tutti conoscete le altre importanti esperienze, come ad esempio Forte Carpenedo, ma anche Forte Trome è uno straordinario gioiello da vari punti di vista. E in tutto ciò però, si può andare avanti, in tutto ciò però Forte Marghera resta il cuore, il centro. Il centro di un diadema, se vogliamo chiamarlo così, che ha valore per la preziosità di tutti quanti i suoi componenti, le perle, le gemme, ma che ha ancor più valore quando viene visto come un sistema unitario.
le perle e le gemme di un diadema da sole non hanno il valore del diadema completo. Questo per cercare di far capire come abbiamo inteso il Forte. Il lavoro che è stato fatto dal gruppo di lavoro di Forte Marghera è appunto quello che vi è già stato presentato, ma soprattutto la costruzione con un primo grande momento di incontro, l'Open Space Technology, realizzata il 12 febbraio, 12 o 14 non mi ricordo, grazie, febbraio 2012, 350 persone che hanno deciso di spendere la loro domenica in tavoli di consultazione che hanno prodotto istantaneamente, si chiama Instant Report per questo, un report nel quale venivano riportati argomento per argomento una serie di suggerimenti e una serie di ipotesi già fattivamente realizzabili che sono state poi rielaborate attraverso degli altri tavoli di confronto nei quali c'è stato anche un confronto con i tecnici, anche con i tecnici comunali che hanno partecipato, con esponenti del mondo politico, le linee guida partecipate e condivise per Forte Marghera che ci hanno portato a confrontarci con temi particolarmente interessanti, anche dettagliati di progetto, in tavoli appunto nei quali i saperi tecnici e i saperi dei cittadini, i saperi cosiddetti contestuali per chi fa partecipazione dal punto di vista della facilitazione come faccio io, e quindi i saperi di chi vive il luogo e proprio perché lo conosce meglio può suggerire come utilizzarlo, sono stati messi a confronto. Il lavoro che è stato fatto è stato portato all'attenzione della pubblica amministrazione che ci ha ascoltati la vecchia amministrazione. Devo dire che ci ha ascoltati di più l'assessore che poi è stato silurato da Orsoni, l'assessore all'urbanistica Micelli, e io credo, questo sinceramente lo credo come tecnico, che il passo indietro che è stato fatto da quell'amministrazione, che aveva immaginato di affidare il Forte a vari soggetti che venivano da fuori, a multinazionali estere, a grandi imprese italiane che l'avrebbero utilizzato in concessione per molti anni soltanto per finalità commerciali, quel gesto di tornare indietro e di dire realizziamo un piano di recupero di iniziativa pubblica sul quale poi faremo quel famoso bando che dovevano fare nel 2008 di concessione degli spazi, ma mantenendo al soggetto pubblico il pieno controllo e quindi mantenendo ai cittadini il pieno controllo, era un'ottima idea. Peccato che questa idea si sia fermata e quindi resta il problema di che cosa sarà del Forte oggi, nel momento in cui queste immagini, questa prima progettazione che è stata fatta è ancora pienamente valida rispetto alle prospettive alla scala urbana. Però andiamo pure avanti, c'è un però. Queste sono alcune delle immagini, puoi arrivare fino nuovamente al campo trincerato, ecco qui. C'è un però, noi oggi siamo in una realtà dal punto di vista amministrativo in evoluzione, stiamo entrando nella città metropolitana. La città metropolitana, che la legge del Rio ha definito come sostanzialmente una transustanziazione della provincia, è un ente di area vasta. Un ente di area vasta che ha non solo un grande territorio, è un territorio che ha molti problemi e molte risorse, ma ha anche delle possibilità speciali rispetto ad esempio alla possibilità di accedere a specifici assi di finanziamento europei per fare quello che nel video iniziale abbiamo visto è necessario fare, recuperare il Forte, perché il Forte, ricordiamocelo bene, è stato abbandonato e dove non è stato abbandonato è stato sfruttato, ma non
restaurato, recuperato con accortezza e con le tutele che i 3 vincoli della sovrintendenza che si vanno a situare sul territorio del forte richiederebbero. Allora noi cerchiamo di capire il senso che può avere non solo il campo trincerato, ma un altro sistema di fortificazioni del quale poi vi parlerà l'avvocato, il dottor Grigoletto, che è il sistema delle fortificazioni lagunari, che con il sistema del campo trincerato compone, parliamo di Forte Marghera Stella d'Acqua, mi piace chiamarla una costellazione di valori organizzati in rete che consente di pensare che questo sistema di beni culturali, ambientali, di spazi che possono essere utilizzati in maniera adeguata dalla cittadinanza sia un pezzo speciale della città metropolitana, sia uno degli elementi di spicco nella gestione del territorio, ma anche nella riorganizzazione dell'immagine della città metropolitana a livello nazionale. Io vi lascio con questa considerazione relativa allo stato nel quale siamo oggi con la gestione del forte. Nel corso di una serie di delibere del commissario straordinario si sono succedute una serie di concessioni parziali a soggetti che si occupano di ristorazione, a soggetti che si occupano di altre cose, tipo ad esempio la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, alcuni immobili concessi per 20 anni. Glisseremo sul fatto che il commissario straordinario queste cose non le poteva fare e infatti il gruppo di lavoro Stella d'Acqua ha mandato una diffida al commissario straordinario perché non doveva dare delle concessioni, perché doveva occuparsi soltanto dell'ordinario, appunto. L'ultima delle delibere del commissario straordinario è quella della costituzione della Fondazione Forte Marghera, fondazione che dovrebbe occuparsi dello studio e della valorizzazione di questo patrimonio culturale. Allora, in quell'ottica della città metropolitana, in quell'ottica del sistema che tiene assieme terra e acqua e del quale proprio Forte Marghera è una cerniera, l'ipotesi è che questa fondazione o un altro soggetto non sia un soggetto che decide di utilizzare un patrimonio come merce sul mercato, ma che organizza una governance partecipativa e condivisa per il sistema delle fortificazioni della terraferma e della laguna veneziana, nella quale i cittadini hanno peso, ruolo e possibilità di dire la propria. Vi ringrazio. Ringraziamo Sandra Maria. Abbiamo sentito parlare di finanziamenti. Indubbiamente la gestione e la risistemazione di Forte Marghera implica investimenti di dimensioni significative. Giuseppe Carrai, laureato in Scienze Politiche e Indirizzo Economico all'Università di Padova, svolge attività aziendalista presso imprese produttive in Cadore, in Carnia e a Venezia. Dal 2005 si interessa di europrogettazione, significa finanziamenti, studio, gestione dei processi di finanziamento dell'Unione Europea. Nel 2011 entra a far parte del gruppo di lavoro per Forte Marghera Stella d'Acqua, è stato uno degli organizzatori dell'OSTA a cui prima si faceva riferimento. Il titolo del suo intervento è strettamente connesso e vicino al campo e all'area dei finanziamenti, reti e sistemi di finanziamento europei. Grazie Mario. Troppo e quindi mi tocca leggere. Io ho fatto delle slide, ma corrispondono esattamente a quello che l'argomento non è
di semplice e di facile digeribilità. Proviamoci. Il nostro territorio è stato segnato da 20 anni di decisioni pubbliche prese su beni comuni i cui risultati sono destinati inesorabilmente ad andare sotto accusa. Considerate le inefficienze, gli sprechi, gli interessi privati e le incompetenze che quotidianamente emergono ovunque. Gli strumenti finanziari forniti dalla UE per essere veramente efficaci hanno necessità di poggiare su capisaldi sicuri, come la difesa dei beni comuni, la sostenibilità, la coesione territoriale, ovvero puntare su valori di autonomia intesa come modello sociale capace di fare i conti con un momento di crisi e non come retaggio storico. Bisogna costruire alleanze con quelle parti di cittadini che stanno mettendo in discussione un modello di sviluppo puramente quantitativo che ormai ha lavorato le stesse fondamenta del sistema territorio. La sfida da raccogliere è la capacità di affrontare la crisi tenendo assieme una parola antica come comunità, con l'ipermodernità dell'innovazione e della competizione. La cittadinanza nel 2012, come ha già detto i miei relatori, ha già espresso il suo sentire sul futuro di Forte Marghera, proponendo forme di partecipazione e condivisione dal basso di progetti di sviluppo in interazione con l'amministrazione e i poteri locali. La governance non era nata, che ne è nata e che era nata, ha rappresentato una realtà totalmente piegata agli interessi corporativi che hanno fomentato conflitti. La conoscenza, la cultura e i saperi sono nodi di reti che alimentano una nuova composizione sociale terza sui territori, diffusa nelle attività produttive, nell'artigianato, nelle differenti industrie, atta a coinvolgere l'alta formazione presente sul territorio. In questo contesto i finanziamenti sono strumenti dell'Unione Europea, sono fondi che provengono dal mercato interno e devono trovare trasparente utilizzo nei territori. Il motivo della loro esistenza si fonda sul principio dell'Unione come strumenti a sostegno di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia senza frontiere interne. I beni comuni devono rimanere tali e non essere pretestuosamente considerati come merce. Lo sviluppo sostenibile deve essere basato su una crescita economica equilibrata che mira alla tutela e al miglioramento della qualità della vita. L'obiettivo primario è quello di ridurre le differenze socio-economiche tra i territori, consentendo anche la crescita di una coscienza civica e di cultura della comunità capace di relazionarsi e di competere anche a livello globale. Oggi, come cittadini, ci chiediamo quale sia la governance politica istituzionale sull'argomento delle fortificazioni del veneziano. Chi sono gli attori che contano? Per noi è scontato il comune, i cittadini organizzati e gli investitori pubblici o privati che sia. Poi l'ente strumentale che ne può derivare come emanazione di secondo grado dedicata alla gestione del tutto, ad esempio una fondazione di partecipazione, peraltro già esiste, che eventualmente controlla il 100% di una società strumentale tipo un SPA o un'azienda partecipata. Ne abbiamo avuto conoscenza dai giornali come proposta dell'attuale sindaco proprio l'altro giorno. A questo punto guardiamo quelle che sono le risorse, cioè cominciamo a considerare quelli che sono gli elementi, le risorse, come si può dire. Il budget dell'Unione Europea 2014-2020, questo lo troviamo agli atti, consta di 960 miliardi di euro. 352,3 miliardi di euro vengono destinati alle politiche di coesione. Per chi non conosce le politiche di coesione, sono quelle politiche che sostanzialmente forniscono la giustificazione dell'utilizzo dei fondi per gli argomenti che stiamo in questo momento trattando. Passiamo alla diapositiva successiva. Il budget dell'Unione Europea per il 2015, cioè per l'anno in corso, si attesta in 145,3 miliardi di euro, pari all'1,24% del reddito nazionale lordo in capo ad ogni Paese membro,
ci tengo a sottolineare che queste risorse sono proprie interne del mercato europeo, non provengono da mercati finanziari esterni, ma provengono direttamente da quello che è la tassazione e i trasferimenti che partono dai nostri stati verso Bruxelles e come tali devono tornare per riattivare l'economia e quant'altro. Il rapporto, la successiva, no, va benissimo questa. Allora, in questa io ho semplicemente ricompreso per tranquillità di denunciazione quelli che sono i fondi strutturali che sostanzialmente sono dedicati per questa tipologia. Per gli addetti ai lavori non è una novità, per noi comuni cittadini invece sono arabo nella loro parte di generale. Quindi Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale Europeo, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Fondo di Coesione. Bene, questi sono quelli fondi strutturali che poco prima ho detto che attingeranno a quei milioni di euro che sono a disposizione da parte per le pubbliche amministrazioni e chiunque ne voglia andare ad attingere, ovviamente attraverso delle procedure di utilizzo. Questi che vedete sono dei raggruppamenti tematici che esistono, sono già operativi da svariati anni e che vedono in particolare il Veneto e Venezia in particolare posta all'interno di progetti e programmi culturali, tra cui uno si chiama Alpine Space, troviamo Central Europe, troviamo altri programmi che comunque sono tematizzati su degli argomenti ben specifici e che ovviamente pagano nel momento in cui c'è una modalità di partecipazione pubblica che coinvolge il territorio e ne capitalizza i risultati. Per capitalizzare il risultato significa sostanzialmente faccio un progetto oggi tematizzato su un argomento e domani ne propongo un altro collegato con esso in maniera tale da dare una storia e dare una continuità di programmazione e di azione. Il rapporto Censis del numero 48 del 2014 sulla situazione in Italia dei fondi strutturali di investimento europei ha presentato i dati relativi all'attuazione dei fondi strutturali nel periodo programmato 2007-2013. È sostanzialmente quello che è terminato l'anno scorso e si è aperto un altro settennato che va dal 2014 al 2020. Sottolinea il fatto che alla fine del settennio siano state spese risorse pari al 54% della dotazione finale. Questo significa che nel periodo 2014-2015, ricordo che è stato pubblicato alla fine del 2014 questo report, avrebbero dovuto essere spese altre restanti 46% delle risorse, importi pari a circa 1 miliardo di finanziamento al mese. Quindi le risorse ci sono, gli strumenti ci sono, è inconcepibile che un'Italia non sia capace, avendo una destinazione ormai un budget da spendere, non sia in condizione e capace di produrre una capacità di spesa. I fondi strutturali e le politiche di coesione infatti rappresentano una delle pochissime politiche pubbliche orientate al sostegno del rilancio dell'economia e il rafforzamento strutturale delle competitività delle imprese e dei territori. L'efficacia dei fondi risulta però sempre strettamente legata alla dotazione di capitale umano in forza alla regione di destinazione e alla buona qualità del livello di governo locale. Ovviamente se non abbiamo i nostri amministratori che sono informati e sanno come muoversi su questo ambiente, il risultato è scontato, rimarranno sempre quel 46% di fondi non utilizzati e quindi di mancate occasioni da parte dei cittadini. Per quanto rimane alta l'attenzione sul tema dell'efficienza della pubblica amministrazione nella gestione dei fondi strutturali in termini di capacità amministrativa, trasparenza, valutazione e controlli e di qualità. Su questo noi cittadini abbiamo le armi spuntate, possiamo protestare, però alla fine se non interviene, ahimè, la finanza a sostegno di quello che dicono i cittadini, un certo tipo di mondo politico continua a fare i fatti suoi. Anche questa programmazione, anche questo
deve essere a conoscenza di chi fa europrogettazione. Lo sto dicendo con senno di causa. Ci sono persone che fanno anche il mio mestiere, che lo fanno come servi di un determinato tipo di sistema, e questo non va bene, i risultati si vedono. In molti casi in Italia i fondi strutturali non costituiscono una politica aggiuntiva alle politiche ordinarie, ma si sostituiscono ad esse costruendo azioni che non hanno alcun raccordo con gli interventi nazionali e non hanno continuità nel passato. Sarebbe troppo facile aprire e sfondare una porta con quello che è stato fatto nel territorio veneziano per quanto riguarda Forte Marghera, sarebbe inutile. In conclusione emerge che ad oggi, sempre in quella relazione, quindi non mia, in conclusione emerge che ad oggi l'inefficacia dell'utilizzo dei fondi strutturali è causa della mancanza di grandi politiche nazionali, dalla carenza delle politiche ordinarie, dall'assenza di politiche locali quali mancanza di governance. Termine magico, non abbiamo governance. Si parlava prima con alcune persone qui convenute che l'unica governance che si ricordava era ancora quella che ha portato alla costruzione del Mose. Io credo che sia limitante questa cosa per un territorio come il Veneto. Nel 1931 Einstein, e chiudo, diceva in merito alla crisi del 30-31: non possiamo pretendere che le cose cambino se continuiamo a fare le stesse cose. Io credo che qui oggi, come è stato fatto nel 2012, i cittadini abbiano dichiarato che comunque vogliono esserci, vogliono contare, vogliono fare un qualche cosa. Cerchiamo di poterlo fare, cerchiamo di essere presenti, cerchiamo di continuare. Il lavoro fatto e lanciato dal gruppo di lavoro per Forte Marghera Stella d'Acqua è un lavoro prezioso. Siamo stati, non è vero che non siamo stati ascoltati, invece siamo stati molto ascoltati dall'amministrazione, tant'è vero che siamo riusciti a bloccare alcune dazioni gratuite di questo Forte ai vari sistemi che in questo momento stanno gestendo il sistema politico ed economico del nostro territorio. Grazie. Grazie Michele, questa serie di informazioni estremamente interessanti. Dopo tutti questi numeri un po' di musica ci vuole, quindi chiedo al nostro valido supporto del Ministero. Sergio Renier, le chansonnière. Applauso, grazie. Anche agli attori, al palco, a tutti. Allora io comunque appunto scrivo queste canzoni, ma appunto sono un cittadino e le scrivo anche perché ci credo, non solo per diventare famoso. No? E quindi mi sento di dover dire anch'io un po' così, perlomeno la mia, anche perché dopo come artista, dopo non lavoro più in giro. Insomma, nel senso, io credo che comunque, viste anche le esperienze che ho avuto con il Comitato Alberi Marghera, con l'Assemblea Permanente contro il rischio chimico, ci vuole secondo me una grande unione per Forte Marghera, cioè insomma essere insieme. E io appunto che non ho partecipato all'host ed è stata una cosa bellissima, veramente una cosa fantastica, e quindi Stella d'Acqua è perfetto, però credo comunque dal mio punto di vista che tutti i soggetti che hanno fatto parte di Forte Marghera secondo me hanno qualcosa di buono. Per esempio Marco Polo System, comunque con tutte le sue problematiche, la gestione non così chiara che ha avuto, comunque sia, insomma, diciamo che il Forte è vivo, ed è vivo grazie anche a quello che ha fatto Marco Polo System, e devo dire che anche la scelta di far lavorare Berto del Controvento, l'officina sociale Controvento, secondo me è una buona scelta. Insomma, io credo che in questo momento a Forte Marghera tutti i soggetti coinvolti siano, insomma, sono buoni, secondo me. Credo che ci voglia unione, insomma, più che distruggere, cercare di trovare qualcosa di buono, cioè quello che c'è di buono, di quello che hanno fatto tutti, e andare avanti, insomma. Non sarà facile, però ci si dovrebbe provare, secondo me, se no è difficile, perché dopo si fanno, insomma, se no dopo arriva il privato e il comune fa fare qualcos'altro. Io credo che dobbiamo essere uniti, insomma, per Forte Marghera, in qualche maniera. Questa è musica antipatica, infatti la mia pagina Facebook è antipatica, è contro il PAT, diciamo, di Micelli, è antipatica perché dico anche delle cose antipatiche a volte, per gli ambientalisti stessi, e
è anche antipatica perché da 20 anni ascoltiamo da parte della nostra politica una musica molto antipatica. Un applauso, grazie. Anche se non è si sente la chitarra? Hai presente il palabuco del cinema dell'Ida, dove c'era quel parco splendido che adesso non splende più? Non splende più. Per noi tutto era già visto, la strada te lo insegna, togliere quegli alberi sarebbe stata una sciocchezza, una vera sciocchezza. Ma per fortuna che c'è la Biennale d'arte, davvero è, sì, per fortuna che c'è l'hard rock. Non contenti, vogliamo fare un altro buco all'ospedale al mare, 40 milioni li buttati via, per loro non sono niente, l'importante è fare buchi su buchi. Ma in fondo che volete, ci disse il presidente, il nostro grande sogno è asfaltare il Canal Grande, il Canal Grande. Ma per fortuna che c'è la Biennale d'arte, sì, per fortuna che c'è l'Hard Rock Café, il Teatro Marinoni ed i suoi cherubini, la Peggy Guggenheim, Forte Marghera John Cage e le Palais de Lumière. Ma di un progetto sulla zona industriale vogliamo parlarne. Incompatibilità, ambiente e lavoro, incompatibilità, Mose e Salvaguardia di Venezia, incompatibilità, lavori pubblici e cittadini, incompatibilità, alberi e cemento, incompatibilità, mafia e buonsenso, incompatibilità, e dissesto idrogeologico italiano, incompatibilità, energia pulita e speculazione, incompatibilità, derivati del petrolio e canapa, incompatibili, etica e McDonald's, incompatibili, cultura e mass media, incompatibili, pubblicità e progresso, incompatibili, arte e critici d'arte, incompatibili. Incompatibilità. A volte sento solo una gran voglia di cantare e usare la mia voce così per disegnare parole alle pareti dell'immaginazione, dove un sogno si risveglia all'ombra di un bel fiore. Ah, tai-ra-rai-ra-rai, 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 all'ombra di un bel fiore, all'ombra di un bel fiore, all'ombra di un bel fiore, all'ombra di un bel fiore.
Terzo relatore Andrea Grigoletto, laureato in giurisprudenza all'Università di Padova, con una tesi dal titolo Le dismissioni degli immobili dello Stato e le procedure speciali del codice dei beni culturali e del paesaggio e del nuovo codice dell'ordinamento militare. Quindi un argomento molto vicino a Forte Marghera. Autore di numerosi scritti e articoli sull'argomento, è stato in qualità di vicepresidente del coordinamento per il recupero del campo trincelato di Mestre, si è occupato della riconversione a usi civili delle strutture militari della Laguna e dell'entroterra veneziano. Attualmente è tesoriere della sezione Veneto dell'Istituto Italiano dei Castelli e opera e svolge l'attività forense in Venezia. Il titolo del suo intervento è Il piano strategico di sviluppo culturale delle fortificazioni veneziane. Grazie. Allora, ci sono delle novità. Innanzitutto partire da questo punto di vista, se no ci diciamo sempre le solite cose. Ci sono delle novità dall'Host, ci sono delle novità da quando nel 2003 il Comune ha esercitato il diritto di prelazione su Forte Marghera dalle autorità militari. Quali sono queste novità? La presa di coscienza che, come abbiamo visto l'immagine, per la fruizione del mio intervento vi chiedo non di non guardare il muro che è abbastanza sgranato, ma i monitor laterali, e quindi se possiamo già mettere la prima piantina, poi dico io quando va a scorrere. Ecco qua, guarda che bello. Allora, le novità sono che c'è la presa di coscienza fondamentale che importanti monumenti storici, ex militari, non possono continuare a stare da soli. Come Forte Marghera o anche come l'Arsenale, vedo qui gli amici del forum che saluto, perché non possono più rimanere da soli e devono cominciare a relazionarsi con questa galassia di fortificazioni per due motivi. Il primo, per avere maggiori possibilità di finanziamenti. Il sindaco del comunetto, del piccolo comune, nel senso comunetto, del Cadore, che va a Bruxelles a chiedere finanziamenti comunitari, magari li ottiene, però suda 100 camicie, magari poi se li fa dare dal consigliere regionale o dal politico amico suo. Mentre se io vado a Bruxelles e chiedo finanziamenti a rete, sono in pole position. Le reti mi consentono anche di scardinare i potentati locali, che in questi anni abbiamo visto si sono formati, perché è vero che c'è il privato che si impossessa dei beni pubblici, ma ci sono anche i pubblici amministratori che si impossessano dei beni pubblici e li usano a scopo privato. Quindi questo va detto, non sono pienamente d'accordo con quello che ha detto l'artista, che comunque canta bene, ma non sono d'accordo a questo punto di vista. C'è anche l'uso privatistico dei beni da parte dei nostri amministratori. Quindi avere una rete mi consente che il viceré di turno non si può installare nel Forte X o nell'Arsenale Y, o anche l'associazione non può gestire in maniera incontrollata un bene pubblico, poi vedremo parlando di controlli. Quindi è importante la rete. È importante la rete anche perché adesso ci sono strumenti giuridici che la validano. Io non entro nell'aspetto urbanistico, non entro nell'aspetto economico, entro praticamente nell'aspetto giuridico. Il codice dei beni culturali del paesaggio sono tutti beni tutelati e l'articolo 112, non mi dilungo, prevede programmi di valorizzazione di singole strutture che poi sono messi insieme in un piano strategico che ritroviamo nella legge del federalismo demaniale del 2010, la 85, e che ritroviamo nella recentissima legge del Rio sulle città metropolitane, dove il primo strumento per la città metropolitana per la gestione del territorio sono i piani strategici per i trasporti, per l'ambiente, per la viabilità, per la navigazione e per la cultura. Questo è un aspetto molto importante. Quindi abbiamo capito perché, abbiamo capito che ci sono strumenti giuridici nuovi e c'è anche un altro aspetto. Gli strumenti devono essere usati per fare qualcosa, perché come diceva un poeta arabo, non esiste vento buono per il marinaio che non sa dove andare.
Quindi noi dobbiamo individuare un target. Qual è il target? Io non mi concentrerò su Forte Marghera e sull'Arsenale, ma più che altro sulle strutture periferiche. Queste strutture qui che vedete in nel monitor, in rosso, sono strutture che attualmente sono statali, quindi hanno la necessità che possiamo farle scorrere. Vedete, ci sono posti bellissimi, il Forte Bazara che tutti pensano che siano del comune, invece è ancora dello Stato, il Forte Cosentradese dove c'è un progetto speculativo della Regione, ci sono forti costieri meravigliosi all'isola Palestina, alla caserma Pepe, primo edificio costruito come acquartieramento di soldati al mondo, tesori unici che sono ancora dello Stato. Se il comune, se noi non ci facciamo sotto, sono destinati scientificamente a essere messi all'asta o a essere conferiti in fondi comuni di investimento immobiliare a porto pubblico o dati in concessione ai privati di valorizzazione per 50 anni, perché la policy dell'Agenzia del Demanio è: gli immobili non possono più essere immobili. Allora, se si devono muovere, io voglio come cittadino che vengano dalla mia parte. Quindi le associazioni, soprattutto del leader di Pellestrina, vogliono che questi beni, attraverso un procedimento che non vi descrivo perché il tempo è poco, entrino nel patrimonio comunale. Quindi io marinaio so dove voglio andare, il vento sono gli strumenti giuridici e la capacità gestionale delle associazioni, dei privati, del privato sociale e del privato imprenditoriale. Questi, ecco, seconda mappa, palline arancioni, sono i forti già di proprietà comunali, come è stato detto, esercizio del diritto di predazione del 2003. Dov'è che voglio andare? Qual è la direzione che io voglio imprimere alla mia barca? Qui ci sono associazioni, non entriamo su Forte Marghera e sull'Arsenale, vediamo l'altro patrimonio che possiamo anche scorrere, è immenso, sono Forte Carpelindo, Gazzara, Tron, Mezzacapo, Pepe, Rossarol. Qui ci sono le associazioni che in questi anni, oltre ad essere stato lasciato a se stesso Forte Marghera, sono state anche loro lasciate a se stessi, nel senso che nessuno ha un titolo giuridico, non c'è nessuna tranne Forte Carpelindo concessione attiva. Lì la necessità di avere nuovi strumenti concessori che consentano di gestire le strutture autonomamente senza gravare sulle casse comunali e quindi senza necessità di accedere a finanziamenti per la cultura. Le associazioni vogliono essere autonome attraverso licenze per avere un bookshop, per avere un piccolo ristorantino, per realizzare uno spettacolo teatrale a pagamento, in modo da reperire nel privato le famiglie, i singoli, quei fondi che una volta l'amministrazione dava organizzando eventi, manifestazioni, ma adesso sapete che i fondi della cultura sono stati tagliati e quindi le associazioni chiedono strumenti. Allora, abbiamo visto che ci sono i forti di proprietà comunale, ci sono i forti di proprietà statale che vengono messi insieme. Devo dare pubblico merito all'intuizione di mettere insieme queste due tipologie di beni all'amico l'architetto Marco Zanetti dell'Associazione Venezia Cambia, mettere insieme in un unico piano strategico di sviluppo culturale che appunto consente di trasferire i beni all'amministrazione statale, consente di avere concessioni evolute, consente di essere inseriti nella città metropolitana per avere finanziamenti e per avere comunque iniziative a rete. Alcuni passi sono già stati fatti, vedo qui una nota del comune di Chioggia del marzo 2015 in cui il sindaco di Chioggia Casson parla appunto del piano strategico di sviluppo culturale, e prima ancora un documento approvato dalla provincia di Venezia, proprio uno degli ultimi atti dell'amministrazione provinciale prima di essere sciolta per diventare città metropolitana. Leggo: constatato che le azioni, questo lo dice la provincia, non lo dice Grigoletto, gli estremisti cattivi, constatato che le azioni di promozione turistica fin qui avviate da vari soggetti pubblici, anche con finanziamenti comunitari, sono sempre state episodiche e non hanno mai avuto quelle caratteristiche di visibilità, di organicità e di risultati che tale sistema storico-ambientale richiederebbe, il Consiglio provinciale impegna il Presidente della Giunta provinciale ad attivarsi per poter predisporre un tavolo tecnico operativo con le amministrazioni comunali di Venezia, di Mira e di Spinea e con l'APT provinciale al fine di inserire il campo trincerato di Mestre, Forte Sant'Andrea e la Torre Massigliana, quindi già c'è la prospettiva di fortificazioni lagunari, in un piano strategico di sviluppo turistico e di valorizzazione territoriale.
È stato detto, spetta a noi la forza e la volontà di farlo. Grazie. Grazie. La parola a Luca Manfrini, che si parlerà invece sotto una luce un po' diversa di Forte Marghera, meno diciamo così accademica e tecnica, ma a mio modo di vedere altrettanto importante e significativa. Il titolo del suo intervento è Il Forte e le sue valenze naturalistiche. Grazie. Sì, in qualità di dottore forestale io è da anni che frequento il Forte e che frequento i forti in giro per la costellazione, appunto. Dico, è da anni che frequento i forti della costellazione di campi trincerati intorno a Mestre. Le valenze naturalistiche sono enormi. Viviamo in un territorio che ha eroso enormi quantitativi di ambienti naturali. I forti, gestiti dai militari, avevano, per esigenze loro, un ambiente abbastanza semplificato. Abbastanza, però dico, perché per esempio il fatto stesso che non abbiano mai diserbato, non abbiano mai coltivato, non abbiano mai scassato l'ambiente in realtà o inquinato particolarmente, ha generato in alcuni casi dei prati, per esempio, stupendi. L'abbandono dei forti da parte dei militari ha generato, e questo è l'attuale, diciamo, ha prodotto una colonizzazione, se vogliamo, da parte di specie, soprattutto arboree, molto interessante. Cioè quelle che spontaneamente avrebbero preso il posto dei prati e hanno creato dei boschetti. In termini tecnici si parla di neoformazioni. Ora, in queste neoformazioni sono entrate un po' di infestanti, come è ovvio che sia. Parlo della Brussonezia papirifera, l'albero della carta cinese, che sta un po' prendendo troppo spazio. Parlo della robinia, che comunque possiamo anche non considerare un vero e proprio infestante. Parlo insomma di una serie anche di erbe e cespugli che sono un po' indesiderati. Ma che cos'è che potremmo fare noi a Forte Marghera? E questo, guardate, è a Forte Marghera, ma di più in tutti i forti. È un progetto che non è un sogno, una cosa, ma è facilmente realizzabile. Quello che serve però è una progettazione seria. Serve fare, e bisogna investire in questo, un censimento dell'esistente. Intanto bisognerebbe dire che cosa va mantenuto. Per esempio ci sono dei pioppi stupendi a Forte Marghera, dei pioppi che negli anni, in parte anche dovuto probabilmente a un cuneo salino presente nel terreno, sono invecchiati precocemente. Anche per assurdo si può anche considerare quasi buono un trattamento scellerato che hanno subito, cioè delle potature fatte male negli anni, che però li hanno resi cavi, li hanno resi habitat come se fossero degli alberi molto antichi per un sacco di animali. Nel 2012 lì c'è Marco Bernardi, il mio socio in affari, abbiamo fatto dei censimenti sui pipistrelli. I pipistrelli, dovete immaginare, sono da considerare come delle specie, si dice Regenschirm in tedesco, sono quelle specie ombrello, esatto. Al di sotto la presenza dei pipistrelli mi dice che ci sono tanti insetti, la presenza di tanti insetti mi dice che ci sono tanti fiori, che l'ambiente sta bene. Aver trovato molti pipistrelli nei forti in generale e nel bosco di Mestre, Forte Cosens, Forte Mezzacapo, ci dice che lì l'ambiente ha senso di essere recuperato e può essere recuperato con poca spesa. Qua volevo arrivare. Il progetto è quello di censire l'esistente, valorizzare quello che c'è, eventualmente non dico eliminare completamente, perché per esempio ci sono idee discordanti, queste vanno assolutamente prese in considerazione. Anche le specie che io come forestale ritengo non autoctone e quindi in parte infestanti, possono essere comunque un valore.
certo vanno un po' dimensionate negli spazi, vanno attribuiti degli spazi e eventualmente fatte delle piantumazioni, vanno messe a dimora eventualmente dei boschetti e delle specie per accelerare un processo che è naturale, ma noi non abbiamo i 2 o 3 secoli di tempo per aspettare che naturalmente si instaurino i boschi che ci dovrebbero stare nei posti, o i prati che ci devono stare nel nostro ambiente per i lagunari. Bene, quello che dico io è censire e mettere in opera tutta una serie di progetti, una progettualità che risulterebbe essere veramente alla portata, perché rispetto al recupero delle rive di Forte Marghera o il restauro degli immobili del campo trincerato si parla di punti percentuali, cioè di virgole rispetto al budget stanziato per il recupero degli edifici o delle rive. Veramente con non molti soldi è possibile creare delle oasi vere, cioè dei posti di rifugio per la fauna e in parte anche trovare dei posti dove i ragazzi, per esempio delle scuole, io lavoro anche come guida naturalistica, non debbano fare tanti chilometri, tanta strada dentro Mestre per andare a vedere finalmente un bosco, finalmente un ambiente con tutti i suoi animali e i suoi fiori che così come dovrebbe essere in natura, ma esistono scuole vicinissime, ma esistono cittadini vicini a tutti i forti e chiunque potrebbe godere di questo. Hanno molto successo per esempio nelle oasi tutte le costruzioni e ricevono anche fondi dai piani di sviluppo rurale, ma ci sono varie misure che finanziano per esempio la costruzione di capanne per fotografi, quindi l'utilizzo anche responsabile, finalmente ci sarebbe gente che va nei forti, non solo, è giusto, è lecito che ci sia quello che volgarmente iniziano a dire le mani ai bevi, però, e quello ci sta bene, cioè, però potrebbero finalmente essere utilizzati forti anche per chi ha una sensibilità diversa, vuole fotografare l'animale, vuole vedere le piante, vuole godere di un ambiente sano, quindi sentieristica, quindi specole, quindi torrente di osservazione, capanni per fotografi e il tutto veramente a costi minimi. Quali sono gli effetti di una cosa del genere, di un progetto del genere? Beh, sono probabilmente, io prevedo, avrebbero un impatto enorme sulla flora e soprattutto sulla fauna del nostro ambiente, perché a quel punto finalmente i forti così distribuiti in un intorno della laguna o addirittura nelle isole della laguna, alcune sono inaccessibili, quindi sono intonse, veramente l'uomo non ha messo piede da anni, da decenni, diventerebbero dei luoghi ottimi per la nidificazione degli uccelli e per lo svernamento degli uccelli, ma anche per i mammiferi. Da lì si potrebbero diffondere, irradiare nell'ambiente circostante tutta una serie di animali come io ho visto in altri paesi europei, cioè comunque non in pianura padana. Dovremmo, l'idea è il sogno forse mio, ma spero sia condiviso anche da voi, potremmo dover mettere dei cartelli attenzione attraversamento fauna selvaggia, non so, lepri, fagiani, ma che attraversano le strade, caprioli, perché no, un domani. Ritornare insomma a una pianura un attimo più sana. Tutto questo ovviamente va di pari passo con un limite alla cementificazione che è, però ovviamente è un altro campo. Mi attengo al forte. È esperienza di tutti chi abbia guardato da un ponte al forte quando viene primavera ma anche quando viene autunno, ci sono due periodi in particolare in cui per esempio le acque si riempiono, sono tutto un ribollire da migliaia, decine di migliaia di cefali per esempio che si riproducono, ci sono granchi e nessuno ha mai fatto che io sappia un censimento. Sulla flora qualcosa è stato fatto, ma per esempio sulla fauna acquatica dei forti, quindi dei corsi d'acqua nei forti, non è mai stato fatto un lavoro. Noi qui sul territorio abbiamo un sacco di professionalità ad altissimo livello su questo, si potrebbe coinvolgere il Museo di Storia Naturale, ha dei biologi marini che sono eccezionali. Io ho visto, perché vado a vogare dentro il forte, praterie di fanerogame, è acqua salata quella del forte, è in collegamento con la laguna. Ci sono ancora delle praterie di fanerogame, perché? Perché banalmente non c'è traffico a motore e quindi non vengono sradicate tutte le erbe sui fondi, probabilmente si riproducono bovidi, il boveo del
risotto, però tutta una serie di animali, anche endemismi propri della nostra laguna, che sono fondamentali, e sicuramente quelli già lo usano il forte, i canali, come rifugio e luogo da cui irradiarsi verso l'ambiente esterno. Io davvero ritengo che questo potrebbe essere fattibile con una progettazione. Ci sono persone che si sono spese, penso alla Doriana, penso a tutti i nostri attivisti di Amico Albero, ci sono professionalità che si sono veramente spese per tirar fuori delle idee dalle linee guida che sono ottime e davvero, ripeto, sono realizzabili con veramente una percentuale irrisoria quasi rispetto ai fondi che dovrebbero essere destinati a questi progetti. Teniamone conto e rendiamo questo patrimonio verde non solo il prato dove fare il picnic, ma delle oasi vere e proprie. A Forte Carpenio ci sono 5 specie di orchidee, se andate a vedere, cioè nel senso non è banale. A Forte Cosens ci sono prati di Leucorium estivum, che è una specie abbastanza rara. A Forte Marghera naturalmente stanno cominciando ad affermarsi olmi, ontani, platani, pioppi, cioè specie di pregio, non ci sono solo le infestanti, insomma, ecco, questo è quanto. Basta, io ho chiuso. Grazie mille. Ad Alessandro Trevisan, volontario interno del Forte, l'ultimo intervento, e ci parlerà della colonia felina nel Forte Live. Sono Alessandro, volontario all'interno del Forte. Oggi parliamo un po' di gatti, qualcosa di più leggero rispetto a quello che abbiamo sentito. Vi faccio un breve percorso storico della colonia di Forte Marghera. Partiamo da molto lontano. Sappiamo che il Forte è antropizzato da tempi lontanissimi, dai Romani. La presenza dei gatti quindi praticamente c'è sempre stata. Anche quando era Borgo Marghera, un borgo di pescatori, mi piace pensare al gatto che va a rubare il pesce al pescatore, quindi già una piccola colonia forse c'era da allora. Il grosso probabilmente cominciò con la Serenissima Repubblica. È noto infatti l'uso sistematico dei felini da parte della Serenissima Repubblica a difesa delle derrate alimentari. Qui c'erano dogane e magazzini. Ciao piccolo. Parlo di gatti e lui si lamenta, parleremo anche dei cani prima o poi. Comunque, tornando al luogo, questo luogo venne quindi colonizzato anche dalla Serenissima Repubblica, dove dislocò dogane e magazzini. A me anche qui piace pensare, come vi ho detto, che la Serenissima usasse questo sistema biologico di deratizzazione che erano appunto i gatti. Vi apro una piccola parentesi per farvi capire quanto erano importanti i gatti per la Serenissima Repubblica, che andò addirittura a prenderseli in Siria. Per questo si chiama Sorian. E Sorian non è altro che il diretto discendente del Felis silvestris libica, il gatto selvatico africano, predatore di topi per eccellenza. Il topo nero portava la peste, le galere portavano i cereali e in ogni galera c'erano 3 gatti, pensate. Per questi 3 gatti c'era un marinaio addetto. Non oso pensare cosa sarebbe successo a quel marinaio se fosse capitato qualcosa ai gatti, altro che 189 legge sull'abbandono che attualmente abbiamo. Comunque saltiamo un po' di secoli e arriviamo ai giorni nostri praticamente. I gatti hanno passato per vari comandi, i gatti sentito parlare veneziano, i gatti sentito parlare francese, tedesco, austriaco, poi italiano, fino ai giorni nostri. Nel 1992 infatti, c'erano i militari italiani all'interno del Forte, entrano nel Forte le prime 2 volontarie dell'associazione Dingo, con ancora i militari lì dentro, per aiutare il personale civile e militare nella gestione di questa colonia che contava intorno a 50 gatti, diciamo. Fino al 1996 si occupano di questa colonia con l'ausilio, con l'aiuto della mensa della caserma Mater qua di Mestre, che dava il cibo appunto a questi felini. Smilitarizzato il Forte comincia a prendere un po' il suo cammino di luogo pubblico e l'associazione comincia a censire e ad occuparsi veramente, diciamo, della colonia. La colonia che a poco lievita, cresce fino ai giorni nostri. Nel 2000 entra anche l'associazione EMPA per gestire questa colonia, che adesso conta circa 150 esemplari, diciamo. E cresce ovviamente l'attività, non solo le altre attività all'interno del Forte come la ristorazione, gli spazi museali,
gli eventi, cresce anche l'attività delle associazioni. Dalle prime 2 volontarie, infatti, ora possiamo dire che abbiamo una squadra di quasi 10-12 persone che agisce quotidianamente all'interno del forte. Noi abbiamo 3 ragazze all'EMPA che fanno solo terapie per i gatti e si turnano. Oltre a queste c'è chi si occupa del minuto mantenimento, c'è chi si occupa di altre sezioni o settori. Io per esempio sono un manutentore, io mi occupo di costruire le cucce, aggiustarle dentro il forte e anche fuori dal forte. Ovviamente questa crescita ha portato l'attività delle associazioni ad operare extra moenia. È aumentata sempre di più, è aumentata la collaborazione con l'azienda sanitaria locale con la quale collaboriamo praticamente quotidianamente, e il forte è diventato una specie di calamita, diciamo, per tutte le persone che agiscono nel mondo animalista. Ci vengono portati gatti in degenza e molti ci vengono addirittura abbandonati fuori dal forte. Questo diciamo che paghiamo la pubblicità che abbiamo fatto a questo luogo. Da queste 2 volontarie, quindi vi ho detto di cose ne sono state fatte tante. La colonia è cresciuta, siamo diventati praticamente un'attrazione dentro al forte. Io almeno considero la colonia un'attrazione di questo luogo. Un'attrazione conosciutissima che ha portato appunto a quel malinteso di cui vi ho accennato prima, di considerare Forte Marghera come un gattile. Forte Marghera, attenzione, non è un gattile. Forte Marghera è una colonia, se vogliamo, possiamo considerarlo un'oasi felina, ma non un gattile. Un gattile è un posto, e ce ne sono 2 di strutture qua ufficiali, autorizzate dai detentivi comuni, sono Empamira e Malamocco, che sono gattili a tutti gli effetti. Noi siamo solo un rifugio, non abbiamo recinti di contenimento, gabbie dove i gatti restano dentro, vita naturale durante, niente di tutto questo. Se c'è qualche gabbia, qualche recinto, è solo per degenza interna dei gatti della colonia, che poi vengono liberati, o per ospitare gatti che ci vengono mandati dall'azienda sanitaria locale o da altri volontari per sterilizzazione e reimmissione nelle proprie colonie, non al forte. Al forte infatti bisogna, per avere una buona gestione, puntare verso il controllo demografico e diminuzione. I 150 passagatti che abbiamo adesso sono troppi, siamo noi stessi a dirlo. I gatti dentro al forte non dovrebbero superare un numero di circa 100 esemplari, per svariati motivi. Primo fra tutto, quello di avere un censimento sempre aggiornato dei gatti, e che ci permette questo censimento di avere un controllo non solo demografico ma anche sanitario. Quando si comincia a superare un certo numero di esemplari, voi sapete che è difficile avere un controllo sanitario. Quindi andiamo un po' avanti. Vi parlavo già della crescita della professionalità delle persone che operano all'interno del forte. Siamo ovviamente in tutto ciò che facciamo sempre coadiuvati da un presidio veterinario. Noi siamo convenzionati per esempio con la clinica veterinaria La Fenice, qua di Mestre. Ogni nostro intervento non è che ce lo inventiamo, anche se i volontari sono bravi a curare i gatti, a fare le varie terapie, a fare le varie punture. Tutto ciò che noi facciamo è controllato da veterinari professionisti, e dove non arrivano loro ci consigliano i vari specialisti dove portare i nostri gatti praticamente a curare. Quindi facciamo le cose veramente come devono essere fatte, non siamo... Tornando alla colonia, uno dei fenomeni che più noi tentiamo di combattere è quello dell'abbandono, perché come vi ho detto, con la pubblicità che abbiamo fatto a questa colonia, con l'attività che viene vista, la gente che pensa sul gattile, vengono e ci abbandonano continuamente gatti. Questo perché è un serio problema? Innanzitutto perché noi questi gatti all'interno della colonia non riusciamo a distinguerli. Noi ad ogni gatto che sterilizziamo facciamo un piccolo taglietto sull'orecchia. Se c'è qualche, no, qui non si vede, questa si chiama girella per esempio, se potete vedere qualche gatto, quella è la cinzia,
hanno tutti l'orecchietta un attimino tagliata. Per noi è essenziale questo simbolo di riconoscimento, perché come vediamo un gatto, come ci è capitato all'interno del forte, senza orecchia tagliata, lo prendiamo, lo catturiamo e lo mandiamo dal veterinario, per poi magari scoprire, magari lo aprono anche, per scoprire che è già sterilizzato. Soldi sprecati, tempo sprecato, perché qualche cretino, magari pur sapendolo, ci ha abbandonato là il gatto. E non parlo solo di persone normali e civili, parlo anche di qualche volontario, ma lasciamo perdere questo discorso. Comunque, anche per sapere se hanno patologie, ogni gatto che viene inserito in colonia deve essere ovviamente testato contro tutte le malattie prima di essere liberato, in quei rari inserimenti che facciamo in colonia. Detto questo, cerco di concludere perché mi sono dilungato forse un po' troppo, e vi parlo di un futuro compatibile che possiamo avere noi dentro il forte, noi come associazioni. Innanzitutto siamo un'associazione viva, allegra, dinamica e in perfetta armonia con il forte. Portiamo al forte un pubblico sensibile, perché chi ama gli animali di solito ama anche l'ambiente. È un'equazione dove i fattori possono essere tranquillamente scambiati. Non esiste ambiente senza animali e non esistono animali senza ambiente. Quindi se noi proteggiamo gli animali, proteggiamo il loro ambiente. Una pubblicità per il forte, perché con le nostre pagine web, con i nostri volantini, noi diamo continuamente informazioni su come raggiungere il forte e li diamo in tutta la regione. Perché io per esempio appartengo ad EMPA, abbiamo 10 sezioni in tutto il Veneto e puntualmente ci chiamano dalle altre province: dove c'è il forte, dove è la colonia, il forte è qua, mandiamo la mappa e arrivano. Quindi un'ottima pubblicità che facciamo al forte. Un'altra cosa è la garanzia di serietà, perché noi al forte, e non solo al forte, ma in tutto il territorio, abbiamo sempre lavorato coscienziosamente. Il nostro controllo del forte, tra l'altro, è capillare, perché dovendo seguire i gatti all'interno delle mura del forte, noi veramente conosciamo ogni piccolo buco del forte, appunto perché ci vogliamo inseguire i gatti quando dobbiamo fare le terapie. Provate a acchiappare un gatto che vi scappa dentro il forte, a vedere se riuscite a prendere in 3 secondi. Quindi per questo noi il forte veramente lo conosciamo a 360 gradi. Altra cosa che noi facciamo dentro il forte sono eventi, continui eventi di utilità sociale. Per esempio, non so se sono già andate le slide del nostro incontro con Agapè, è un'associazione che si preoccupa di dare un sorriso alle persone un po' meno fortunate, soprattutto quelle che hanno problemi anche motori, non solo psichici. E non può sfuggire a noi come il forte sia un luogo perfetto. Le barriere architettoniche sono veramente poche. Noi portiamo le carrozzine in giro per il forte, gli facciamo vedere la nostra colonia diffusa e regaliamo appunto un sorriso a queste persone in un luogo meraviglioso che è il Forte Marghera. Io a questo punto concluderei dicendovi intanto di venirci a trovare e ricordandovi che io, come tanti altri, appartengo ad un'associazione ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Quindi noi il forte lo amiamo veramente, perché con esso viviamo in simbiosi, assieme ai nostri e ai vostri gatti, a tutti gli animali del forte, agli alberi secolari, alle pietre stesse del forte. Lo consideriamo un po' come casa nostra. E il nostro impegno, credeteci, è e sempre sarà sincero. L'unico modo di sfruttarlo per noi è proteggerlo. Grazie. Grazie a tutti i relatori. Direi che prima di lasciare la parola al pubblico, a voi, per verificare se ci sono alcune domande, chiederei l'intervento per la terza volta del nostro... Grazie, buonasera, siete ancora voi? Sì. Ma roba così calda, ti voglio calda, no? Allora, adesso parlo come Alberto Lupo, però Ale è quasi come me, vero Ale, non fanno un coro.
io ribadisco il fatto che secondo me per il Forte comunque anche questi aspetti appunto legati alla gestione, queste cose qua, sono molto importanti. Noi politici capiamo, certo. Però proprio in questo momento, secondo me storico, proprio in questo momento converrebbe non avere, secondo me, grandi accredini, no? Cioè, se ci sono delle problematiche, si sa tutto, è già stato detto tutto, anche quella volta al circolo, insomma, mi sembra che sia stata abbastanza chiara la cosa. Insomma, secondo me, io da cittadino, appunto, non ho nessun interesse per Forte Marghera, fondamentalmente, a parte andarci e viverlo, magari suonarci, se manca, non importa. Cioè, sono questioni magari legate appunto a problematiche che si dovrà occupare magari la magistratura, ma insomma, secondo me non tanto noi, noi dovremmo andare avanti con la nostra strada e guardare le cose mie. Secondo me, vabbè, adesso canto Parco Ponci, dopo non suonerò più per Forte Marghera perché parlo male. Però, scusi. Vabbè, canto Parco Ponci che abbiamo scritto insieme io e Roberta ha scritto giù il testo, Roberta, un applauso a Roberta da e insomma abbiamo fatto questa cosa per Parco Ponci che fra un po' anche finirà e io spero aver fatto un video con Parco Ponci sotto. Voi sapete che Parco Ponci doveva essere un villaggio polinesino, qua siamo tutti quanti informatissimi. Parco Ponci doveva essere, era un parco che Goldoni definiva una piccola Versailles. E dopo si arriva Ugo Argenta, il geometra, e in una notte, facendo lavorare qua insieme la gente, qua le maestre dopo guerra, hanno abbattuto il parco e è finita, e hanno fatto i parcheggi. E questo è il Parco Ponci. Dica, sì, ma era un parco, no? Anche prima mi sembra. La villa, Era brutta. Non so. Alla grande. E ora sedete in una storia molti non sanno lontana io ero il parco più bello di me. Chiedetelo pure alle vostre maestre, una villa sontuosa con grandi sconci. Emergeva fiera, arricchiva il passeggio. Ai 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 ai, Parco Ponci stile Hawaii, e c'era già chi progettava un villaggio all'hawaiana. E in una notte di Capodanno venne annientato grazie a un inganno, piovve cemento sui miei laghetti ed anche i cigni volarono sui tetti d'un parcheggio anonimo abbombato tutto, cancellando per sempre il mio verde distrutto. Ai 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 ai, Parco Ponci stile Hawaii, e il geometra sognava la sua isola lontana. Vorrei sognare ancora di sognare là dove ero nato, ritornare così a rinascere, mi sentire apprezzato e non solo emozionare con belle foto. Quindi io chiedo a voi cittadini, grandi e piccini, volete che torni il parco di tutti i mestrini? Ai 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 ai, vai, clap your hand, voci stile vai, Roberta, il geometra impulito, lava tutti il ben servito. Ai 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 ai, vi è piaciuta la mia storia? Può servire se non hai il pro.
a rinfrescare la memoria. Grazie. Ci sono delle domande? Ci sono delle necessità di approfondimento? Arrivo subito con il... Pronto? Pronto? Si sente? Sì, io ho letto sui giornali anni fa che c'erano delle proposte serie da parte dei cinesi che volevano acquistare. Da che mondo e mondo? Pronto? Sì. La moglie. Forse sì. Quella è sempre che rompe. È sempre che rompe. Ho sentito che c'era un interesse particolare da parte dei cinesi di un acquisto e parlavano anche sull'ordine dei 60 miliardi per fare loro un'organizzazione tipo Disney, un Disneyland. E invece di vendere i palazzi di Venezia, sarebbe opportuno vendere a un certo punto qualcosa che ha bisogno di un sacco di soldi per essere ristrutturata. Perché voi avete sempre parlato qui, ma mi sembra che parliate sapendo che non ci sono soldi. E se la Zanchi fa la guerra, no, la civiltà la fanno i soldi, non li fa l'erborista o l'allevatore di gas. Dobbiamo rimanere coi piedi Comincio io. È proprio una filosofia completamente diversa quella che proponiamo. È una visione del mondo. Il professor Cacciari quando insegnava allo UAV e io studiavo diceva la Weltanschauung, completamente differente. Una visione del mondo che non vuole consumare il patrimonio che noi abbiamo accumulato, che i nostri antenati e i nostri nonni e i nostri padri hanno accumulato, ma vuole valorizzarlo. Se il mondo deve andare, c'è la COP21 la prossima settimana a Parigi che deve discutere su come arrivare ad un accordo per evitare grossissimi problemi all'umanità dovuti al cambiamento climatico. Se il mondo vuole andare verso un'ottica di sostenibilità, e potremo parlare di che cosa vuol dire sostenibilità, deve andare verso un'ottica, e questo lo sappiamo dagli anni '80, dalla prima commissione che si è occupata di definire che cos'è sostenibilità a livello di Unione Europea. Dobbiamo evitare di consumare le risorse che abbiamo oggi e invece conservarle e valorizzarle per i nostri figli, per i suoi nipoti e per coloro che verranno successivamente. Prima ho detto, prendendo tra l'altro a prestito le parole da Giuseppe Carrari, al quale poi passerò il microfono per l'aspetto finanziario,
considerare il nostro patrimonio come merce, lo dobbiamo considerare come nostro patrimonio. I soldi ci sono, basta spenderli bene. Le risorse ci sono, il problema è che sono state usate male molto spesso, non sempre ma molto spesso. Io lavoro all'Università di Trieste. A Trieste c'è il Porto Vecchio, che è un altro straordinario patrimonio, che oggi l'amministrazione comunale sta immaginando di affidare a un advisor economico esterno, probabilmente qualcuno che viene da Dubai o da altri posti di questo genere, guardi, la conosco, la comunale di Trieste, non serve che lei mi dica che li conosco tutti personalmente, andando a dissipare anche in quel caso un altro patrimonio che è un patrimonio straordinario e unico nell'ambito del Mediterraneo. Allora, vogliamo cominciare a renderci conto di usare meglio le risorse finanziarie e usarle per conservare, valorizzare e rendere produttivo successivamente il nostro patrimonio? Questo è un cambio di visione e non può comprendere il fatto di svendere per costruire Disneyland o outlet o quant'altro a persone che non conoscono gli aspetti di valore e di identità del nostro patrimonio, il nostro patrimonio storico, culturale e ambientale. Sì, se posso aggiungere. La fortificazione è il nostro territorio, è il nostro ambiente, siamo noi. Corrisponde anche alla natura. Ci sono anche i gatti, certo, c'è tutto questo, ma c'è anche la sanità. Non ci sono solo i gatti, ci sono varie situazioni. Quindi questo argomento, che comunque è quello che è sollevato, è un argomento diffuso, non è un suo sentire unico, ma si può raccogliere sotto tanti punti di vista, sotto tanti soggetti, quindi ovviamente questo va assolutamente valutato, ma le assicuro che in giro per l'Europa, quando si tratta di organizzare una pianificazione di un certo tipo, si chiede a tutti i soggetti del territorio, chiamati stakeholder, ma materialmente io li chiamerei shareholder, sono gli azionisti, i proprietari del territorio, i veri proprietari siamo noi, i cittadini, che nel momento in cui si trovano a discutere su alcuni argomenti sollevati da una intelligente amministrazione, benissimo, quell'intelligente amministrazione farà tesoro di quelle che sono le idee, il patrimonio, la conoscenza, la cultura di queste persone, e su questo si basa una buona amministrazione, un'amministrazione capace di interloquire, di parlare e di produrre qualcosa che sia di lungo termine. Dare soddisfazione oggi al piccolo o grande, la piccola o grande necessità di un soggetto che in questo momento, siamo tematizzati sui forti, è gestore di un forte, dargli una soddisfazione di mettergli un contratto a posto, non è quello il problema. Disegniamo il disegno più ampio, ricostruiamo l'identità del territorio anche intorno al forte, e allora di conseguenza successivamente avremo anche la soluzione di quella tipologia contrattuale e la soddisfazione per quell'associazione. Spero di essere Se posso timidamente aggiungere una cosa, noi il Forte Marghera lo abbiamo pagato tante volte, prima era dei militari e i militari vengono pagati come tasse, poi il comune lo ha acquistato, ora svendono per fare ancora cassa a qualcuno che vuole fare della speculazione di fatto, perché finora tutti i progetti che si sono affacciati a Forte Marghera hanno previsto, se non incluso, quando c'era un privato forte con una grossa somma di denaro alle spalle, l'eliminazione degli immobili e il raddoppio delle cubature, perché così com'è c'è troppo verde e non fa reddito in termini di Disneyland, come diceva lei. Invece io
che lavoro e pago le tasse, mi piacerebbe che parte di quelle tasse mi ritornassero. È appena stato dimostrato, conti alla mano, che il 50% delle tasse che potrebbero essere reinvestite, quelle che paghiamo alla Comunità Europea, sul territorio rimangono inutilizzate. A me piacerebbe che non venissero utilizzate solo per progetti, mi scusi se sono in minoranza, perché chi è sotto i 50 anni in Italia probabilmente è in minoranza, ma non solo per la sanità, agli anziani e le pensioni. A me piacerebbe l'idea di avere anche questo, cioè il pubblico che si occupa dei cittadini bisognosi, ma anche delle strutture bisognose e dell'ambiente che è bisognoso di cure. Se mi deve arrivare sempre solo il salvatore da fuori, che viene dalla Cina o che viene da Verona Fiere, come si è presentato, o che viene da Impregilo, o che viene, per fare un po' di nomi, che mi dice io qua rado tutto al suolo, faccio il doppio, faccio l'outlet, come c'è a 90 di Piave, mi scusino, davvero è in minoranza lei in questo caso, perché i cittadini che ci tenevano al forte si sono espressi, sono venuti e hanno detto quello che vorrebbero vedere nel forte. Mi scusi, è stato aggressivo. Quando uno si presenta e ti offre 50 miliardi, tu gli dici io te lo do e fai come dico io, che ci sono studi come i vostri. 50 miliardi per fare come diciamo noi, quello è il punto. Per me chiaramente per fare lo cosa, non chiami mai un volontario di ENPA allevatore di animali, perché l'ente nazionale protezione animali è ben altra cosa, è offensivo quello che lei ha detto. Io non sono un allevatore di gatti, allevatore di gatti. È offensivo tutto volontario di l'ente nazionale protezione animali. Che forse la cosa che tagliate in testa è il toro. Il comune ha acquistato il bene in base alla legge 662 del 96 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede il vincolo di destinazione pubblica per 30 anni. Il bene tecnicamente non è vendibile. Perfetto. Chiederei a Roberto Falcone. Ma volevo rispondere. Allora, Roberto Falcone, portavoce del Forum Nazionale, che è nato nel 2012 con le stesse motivazioni di Stella d'Acqua. Però l'intervento che vorrei fare nei confronti di quel signore quando dice ma no. Io sono un ignorante. Lei prima ha parlato di cultura. Allora, io ho fatto una sintesi della premessa di un libro che io sto studiando, in cui ritrovo tutte delle idee che avevo dentro, le trovo scritte. Glielo consiglio, vi lascio questo foglio che parla del patrimonio. Sa cosa vuol dire patrimonio? Ok, allora lo dico io, l'ho letto io. Viene dal latino pater munus, dovere del padre. Ma no, ascolti, i soldi, Pater familias, no, quello intelligente. pater munus, dovere del padre di lasciare. Non c'è cultura. Infatti, allora, se non c'è cultura, ritroviamoci dopo che hai letto questo libro. Tommaso Montanari, Istruzioni per l'uso del futuro. Glielo consiglio. Altri interventi? Altre domande? Approfondimenti? Direi che ringrazio tutti quanti, ringrazio alla fine un'ultima canzone per chiudere. Un grazie sentito ai nostri relatori che abbiamo seguito una serie di informazioni per alcune nuove, per altre già conosciute, ma certamente tutte molto interessanti. Sì, sono andati tutti in contemporanea.
No, questa volta cambiamo, andiamo più sul culturale. Chissà se ce la faccio a fare. Ci provo, è un pezzo di Lino Toffol. Gasto mai pensato. Non è bellissimo, non so se lo conoscete, Iannacci l'ha rifatta. Hai pensato mai? E io spero di riuscire a farlo. Gasto mai pensato ai fiori quando pesa tanti e pieni dei colori, coriandoli sull'erba e alle nuvole. Gasto mai pensato esiere bianche, rosa o nere, a strisce in mezzo al cielo, scaide un vaso. E gasto mai pensato all'acqua che a tomboioni arriva sulla spiaggia, se ne stira un poco e poi ritorna al mare. Gasto mai pensato ai spegni fatte con aghietto su un cielo tutto di carta e a tante robe ancora. Ma senti, scusi me, gasto mai pensare a me. All'acqua che a tomboioni arriva sulla spiaggia, se ne stira un poco e poi ritorna al mare. Gasto mai pensato a stelle fatte con aghietto su un cielo tutto di carta e a tante robe ancora. Ma senti, scusi me, gasto mai pensato a me, a me, a me, a me, Grazie al palco, grazie al Grazie ancora, grazie a tutti, vi auguro una buona serata, vi auguro che quando abbiate fatto la regia, soprattutto mi auguro che possa rappresentare per voi un momento di elaborazione e di stimolo al pensiero e all'idea di collaborare e contribuire alla gestione. Buonasera e buonanotte.